Ultimi minuti di gioco intanto tra Bagheria e Città di San Vito, risultato sempre di 2-1, un'occasione nei pochissimi istanti fa con Minnone che ha cercato di inventare autolanciandosi praticamente da solo, poi con l'insisto a giro non ha trovato la porta, ma per questione veramente di circa 2 metri, non tantissimo. Poi lottano, intanto Ruggeri cerca di conquistare il pallone spalla contro spalla. È ancora rimessa laterale però per il Città di San Vito, che rimane sempre in zona offensiva, cercando di attaccare con Minagro. È entrato al posto di Rosso, è andato giù, ma si contiene. Costa. Il rilancio direttamente quasi sulla nostra postazione, parte di Di Benedetto, che ha chiuso ancora una volta in maniera pulita, soltanto una sbavatura per lui, quella sul gol di Giorgio Stassi. Rischia tanto Caltagirone, intanto al posto di Badami, poi prova a lanciare col mancino. C'era l'inserimento di Giannone che ha cambiato posizione già ben 2 volte, prima partendo dalla destra, poi andando sulla sinistra, poi ritornato sulla destra e ora è ritornato nuovamente sulla sinistra. Miceli cerca il rilancio per Bulades e qui Ferrara con tutta la sua esperienza. Flamio rientra molto bene, un secondo tempo in crescita per questo giovane calciatore, classe 2006 ricordiamo. Minnone, uno dei più attivi, cerca l'inserimento dei compagni, poi va sulla linea di fondo, Caracappa viene fermato però Bulades. Poi Bonaventura va in anticipo, ma in anticipo c'è anche Costa, che adesso sta cercando di rifarsi di questo secondo tempo, anche lui in crescita. Tempo di di gara a intimare la panchina ospite a sedersi. Manca sempre meno al termine della partita. Nel frattempo rimessa laterale con le mani con Ramaglio che si appresta a battere. Bonaventura prova a girarsi in mezzo a 2 maglie, va giù. Qui tutta l'esperienza di Bonaventura con Caracappa che non è d'accordo, così come Costa. A Bonaventura qui ha fatto una grande giocata perché ha fatto salire la sua formazione guadagnando secondi e un calcio di punizione che, considerato che manca veramente pochissimo al termine del match, potrà essere sicuramente una delle occasioni più importanti di questo finale. Sul punto di bottone nel frattempo Miceli, ma anche Bulades con Caracappa che si allontana insieme a Minnone dopo essere andati a colloquio con il direttore di gara dicendo di non aver commesso fallo. Si tratta infatti del raddoppio di Caracappa sul contrasto poi di Flamia. Con l'intervento irregolare è stato fischiato proprio da parte di quello di Caracappa. Intanto calcio di punizione battuto con il colpo di testa di Stassi, che anticipa proprio Bonaventura. Tra attaccanti, insomma, si sono intesi abbastanza bene. In questo caso Stassi ha vinto il duello aereo, ma si riparte comunque con una rimessa laterale a zona offensiva per il Città di San Vito, che va a lungo con Forconi, poi si inserisce. Bonaventura salta, non la tocca, Costa. Miceli. Di Benedetto. Ramaglio, il controllo col sinistro, il velo da parte di Mustaccia, che non era una brutta idea in realtà, perché qui Bonaventura è rimasto fermo, ma se si fosse inserito probabilmente sarebbe trovato davanti il portiere. Ferrara intanto, colpo di testa di Cor, sempre molto puntuale. Poi sbaglia Bonaventura, Gastone commette fallo, poi chiede subito scusa il 9. Nel frattempo arriva un cartellino giallo per un membro della panchina.
frattempo anche la panchina di casa dirà qualcosa di direttore di gara relativamente al tempo. Il direttore di gara però tranquillizza tutti dicendo si recupererà tutto, dunque ancora c'è tempo per poter ribaltare il risultato. Un secondo tempo comunque ottimo da parte del Bagheria, che ha trovato il gol al minuto 51 con Stassi, ma non è poi riuscito a riportare la partita in parità, complice anche la buona prestazione difensiva chiaramente del Città di San Vito. Costa, Caracappa cerca il pallone lungo su Minnone, poi la rovesciata di Di Benedetto. Caltagirone sbaglia, Bonaventura, poi mette tutti d'accordo Ruggeri, sbaglia anche ancora una volta Caltagirone, 2 errori consecutivi per lui. Bonaventura, Bulades, prova ad autolanciarsi, poi rientra con il tacco, ma Caltagirone questa volta non commette errore. Caracappa, Rulletta, Flamia, Costa, centrale, buona qui la sua incursione. Caracappa è fresco, può attaccare la porta. Caracappa rientra molto bene, poi cerca un pallone sul secondo palo. C'era Stassi che stava arrivando, ma qui Caracappa forse avrebbe potuto fare anche qualcosa in più, forse anche rientrare sul mancino per poter calciare, ma probabilmente non se l'è sentita, ha visto il compagno ben messo e ha cercato di servirlo senza però trovarlo. Nel frattempo arriva un altro cambio per il Bagheria, così come per il Città di San Vito, perché abbiamo l'ingresso con la maglia numero 20 da parte di Nicola Biancorosso per il Bagheria. Invece per il Città di San Vito entra Simone Fama, autore del gol, di uno dei 4 gol contro il Partini Caudace, risultato di 4-1 nel corso della prima giornata. Nel frattempo lascia il campo il forse man of the match, ma bisogna anche parlare con Corri in realtà, se è d'accordo. Palla lunga, corre. Poi rilancio di Miceli. Bulades attacca la porta, c'è dentro Fama, cross in centro per Fama, va giù con Gastone, tutto regolare. Qui ha rischiato tanto il 3 in questa diagonale. Fama stava per toccare il suo primo pallone e lo stava per gettare in rete. Un ingresso che sarebbe stato veramente incredibile per lui dopo soltanto nemmeno 2 minuti. Però intanto l'1-2, sguscia via con la velocità. Ottimo qui il passaggio al centro, cercare Stassi da parte di Giannone, che aveva fatto anche una buona giocata cercando l'interno. Forse però se avesse attaccato l'esterno probabilmente c'è anche un po' di spazio. Nel frattempo rimane giù Stassi. Forse qualche crampo per il numero 9 che ha corso tanto. Le condizioni climatiche chiaramente non lo aiutano. Nel frattempo gioco fermo, calcio di punizione. Di Benedetto batte rapidamente su Miceli. Lo chiamano i compagni. Lui allarga da Bulades. Le finte, Fama, vedete tutta la sua tecnica, è fresco, cerca di sfoderarla, poi pallone vicino alla bandierina, il raddoppio di Caracappa insieme a Costa, pallone in rimessa laterale, batterà lo stesso Caracappa che adesso sta quasi facendo il terzino, ma adesso infatti lascia la battuta proprio al giocatore, diciamo, qui è adibito questo compito, sia Flamia. Ruggeri allarga il gioco su Gastone, uno anche lui dei migliori, prova il dribbling ma molto complicato, poi spinge anche vistosamente Minagro. Sarà quindi calcio di punizione per lui, calcio di punizione soprattutto per la Città di San Vito, che guadagna ancora una volta secondi importanti in questa partita. Infatti parte con un giro palla difensivo, poi rilancio in avanti da parte di Miceli, che è stato molto bene in questo secondo tempo nonostante sia subentrato a Di Giorgio, che è stato uno dei migliori di questa partita. Miceli poi carica il destro, le finte sul sinistro, scambia, calcia con il destro, poi Ferrara con la coscia e poi allunga e rilancia il pallone. Non è andato con le mani qui Ferrara, forse non si aspettava questo
questo tiro probabilmente ci ha provato infatti Leonardo Mustaccia, e Ferrara qui tanto prima con la coscia, poi ha rilanciato in avanti. Un po' di confusione anche per il portiere che non ha subito molti tiri. Bulades si chiama un fuorigioco, non è stato però ravvisato. Palla che attraversa tutta l'area di rigore, la controlla Minagrov, cerca una giocata sul fondo e c'era anche riuscito, ma il campo comunque ha indicato che il pallone è uscito. Dunque si riparte questa rimessa dal fondo con Ferrara che si appoggia rapidamente nei piedi di Costa. Perde il controllo, l'aderenza al terreno, un istante Fama, poi si rialza. Di testa ancora una volta Forconi, buonissima partita anche per il laterale difensivo del Città di San Vito, ha contenuto un po' tutti gli attacchi. Costa, Caracappa, Flamia col mancino, alza nel campanile, cercare Giannone, lotta Ramaglio 2 volte, lo scontro di testa viene vinto però dal giocatore delle Bagheria, poi di testa Budales, poi Costa si appoggia saggiamente da Ferrara. C'è ancora tempo però per costruire azioni di gioco. Palla alta, Stassi corre, arriva poi il pallone in mezzo con l'uscita. Questa è una grande occasione con Caracappa che aveva ben servito il compagno, il neoentrato Nicola Biancorosso, che aveva attaccato effettivamente il centro. Una buonissima azione sul rilancio di Costa, colpo di testa di Stassi. Poi però Caracappa ha cercato il compagno, lo ha trovato, però il pallone comunque è terminato tra le braccia di Aviglione, che ha comunque realizzato una buona prestazione anche lui. Giannone prova a girarsi, Stassi con la suola, poi fa salire i compagni. Adesso è lui il capitano dopo l'uscita del capitano principale che è Procida. Uscita nel corso del secondo tempo, Stassi guarda la porta e calcia! E qui Aviglione mette in calcio d'angolo. Si entusiasma il portiere perché questa è stata una buona conclusione, seppure centrale, da parte di Giorgio Stassi, che voleva anche un po' festeggiare questa fascia da capitano con un grande gol da fuori. Si esalta il portiere qui, palla in calcio d'angolo e sale anche Ferrara che di testa può dire la sua, è molto alto. Palla in mezzo, poi lo stacco di testa a pochi passi. Si trattava, se non abbiamo visto mai, di Samuele Caracappa che non è riuscito a ribattere in porta. C'era anche Ferrara dietro di lui, ancora un'altra volta un calcio d'angolo, questa volta sul secondo palo. Flamia mette in mezzo il tocco, deviazione, si chiede un calcio di rigore per la scivolata di Ferrara con il rilancio di Cor e non viene sanzionato dal direttore di gara. Si chiedeva un tocco con il braccio, il direttore di gara invece ha deciso di non sanzionare nulla, dunque si continua. Nel frattempo è rimasto giù Di Benedetto. Gioco fermo, ma si è rialzato comunque Di Benedetto, che è abbastanza claudicante. Si tocca probabilmente la zona inguinale. Manca sempre meno alla fine della partita. Siamo ormai sgoccioli di questo match. Di testa, sponda, poi Flamia. Fama, la giocata non riesce, ma finisce la partita e va bene così per il Città di San Vito, che vince ed espugna lo stadio comunale di Bagheria con il risultato di 1-2. Partita importantissima, vittoria importantissima per la formazione ospite, che adesso sale in classifica a quota 6 punti grazie ai gol di Guido Bonaventura e Salvatore Rosone. In mezzo poi la rete dell'1-2 delle Bagheria con il solito Giorgio Stassi che riapre la partita, ma non basta. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. Qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto, alla prossima.